Da sempre l'uomo appartiene alla terra e la terra appartiene all'uomo. Coltivare la terra richiede pazienza e impegno che rendono grandi gli uomini e le loro opere. Qui a Roncade ogni anno si racconta questa storia e si vive lo spirito vero delle tradizioni, della sua brava gente. Primavera in Festa è un mese ricco di appuntamenti per Roncade, che spalanca le porte a due importanti manifestazioni. Quella del Radicchio Verdon di Roncade, dove nasce anche la relazione del prodotto principe con le PPL, piccole produzioni locali. Le due manifestazioni sono un modo per raccontare e valorizzare il territorio di Roncade, le sue tradizioni, le sue eccellenze, dalle campagne fino alle porte della laguna di Venezia. Protagonista della rassegna è il Radicchio Verdon di Roncade, prodotto d'eco, simbolo del territorio. Primavera in Festa è un modo per raccontare e valorizzare il territorio di Roncade. Naturalmente ci accoglie il suo sindaco, nonché presidente della provincia di Treviso, Marco Donatella. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ben ritornata Ida. Grazie. Simbolo di questo territorio, il Radicchio Verdon di Roncade, ma raccontiamo al nostro pubblico cos'è il Radicchio Verdon di Roncade. Il Radicchio Verdon è un fiore all'occhiello del nostro territorio, un prodotto che viene raccolto proprio qui nel mese di marzo, che rappresenta in pieno quello che è il lavoro e la grande fatica dei nostri produttori e agricoltori, e che chiude la stagione della grande manifestazione Fiori d'inverno, che ha toccato tanti comuni nella provincia di Treviso, e si chiude qui a Roncade con il Radicchio Verdon, una cicoria che, come potete vedere, viene raccolta direttamente dal campo, lavorata, e si presta ad abbinarsi a tantissime preparazioni. Sindaco, l'obiettivo è quello di rendere Roncade sempre più attrattiva, perché la manifestazione è veramente bella e ampia. Sì, il nostro obiettivo è quello di rendere Roncade sempre più attrattiva, come abbiamo sempre detto, e infatti quest'anno la manifestazione si arricchisce anche di un'altra bellissima sorpresa. Oggi qui presenti abbiamo anche le piccole produzioni locali venete, quindi prodotti di nicchia che arrivano da tutto il Veneto. Allora sindaco, andiamo a vedere il Radicchio Verdon, come si prepara, come si coltiva. Sì, lo andiamo a scoprire assieme, Ida. Ed eccolo qui il Radicchio Verdon. Pensate, una volta era un alimento povero, è un prodotto che si ha solo nel mese di marzo rispetto agli altri tipi di radicchio. Il Radicchio Verdon di Roncade appartiene alla grande famiglia delle cicorie e quindi di tutti i radicchi. Oggi invece è diventato un'eccellenza del nostro territorio. La coltivazione di per sé è molto semplice, molto impegnativa risulta la raccolta. Ha un ciclo di coltivazione molto lungo perché viene seminato tra luglio e agosto. È molto impegnativo come coltivazione, non tanto di per sé nell'arco di questi 8 mesi. Impegna molto noi agricoltori e produttori nella raccolta. Ma noi lo vogliamo vedere un campo di radicchi. L'età del radicchio Verdon è indefinibile, perché si pensa sia sempre esistito. Sì. Questo veniva chiamato
radicchio da cortella. Cortella qui in Veneto è il cortello. Perché? Perché, eccolo qua, vedete? Viene tagliato col coltello alla base, uno a uno. Viene pulito, si fa una piccola, breve toelettatura e uno per uno viene raccolto. Un radicchio non solo bello, tra l'altro ha una foglia veramente spessa, consistente, ma soprattutto buono e dalle qualità terapeutiche, si può dire, incredibili. Detossinante. Detossinante, che è una caratteristica della famiglia delle cicorie, cui appartiene il radicchio Verdon di Roncade. Il mese di marzo è il periodo in cui si può assaporare al massimo la qualità, la consistenza e tutte le qualità organolettiche di questo radicchio. E non ci sono le classiche, come le chiamiamo noi nel Veneto, gombine dei radici, ma viene seminato sparpagliato. A spaglio, perché è il modo più naturale per coltivarlo. A Roncade si fanno le cose fatte bene e si è riusciti a coinvolgere i cuochi e la scuola alberghiera per dare vita allo show cooking. Sotto lo stand i cuochi preparano dei menù a base di radicchio verdon, abbinati naturalmente al tartufo, dove le persone possono prenotare le degustazioni. Abbiamo visto la produzione del radicchio verdon di Roncade, ora ne vediamo la trasformazione, sì, con l'assessore Roberto Silvestri qui di Roncade. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno assessore. È un prodotto straordinario, il radicchio verdon di Roncade si presta con tantissimi abbinamenti a partire dagli antipasti fino ad arrivare ai dolci, la preparazione in questo momento, e lo facciamo attraverso lo show cooking, perché qui alla manifestazione di Primavera in Festa abbiamo deciso di condividere questo e di poterlo farlo assaggiare, oltretutto con un abbinamento straordinario, che è quello che abbiamo quest'anno con le PPL e in modo particolare con il tartufo veneto. Questo abbinamento, assessore, è proposto anche nei tanti ristoranti che hanno aderito a un'iniziativa molto particolare. Assolutamente, ci sono oltre 20 ristoranti e pizzerie che hanno aderito a questa iniziativa con radicchio verdon e con l'abbinamento anche con il tartufo. Ma noi vogliamo capire come può essere una ricetta doc per un piatto con il radicchio verdon, anche per i nostri telespettatori. Che piatto ci preparerà dopo? Io preparerò un piatto che unisce tradizione con un po' di innovazione. Userò un radicchio verdon saltato in padella alla maniera tradizionale, accompagnato da una vellutata di zucca cotta al forno e una vellutata di cannellini cotta invece in padella, con del pane croccante all'olio di radicchio verdon, tartufo e una mimosa di tuorlo d'uovo. Sicuramente un piatto da provare qui a Roncade, ma anche noi a casa. E parlando di piatti e di cucina, assessore, io ho sentito, mi è arrivata la notizia che fuori stanno preparando un risottino al radicchio verdon e tartufo. La nostra meravigliosa piazza attorniata da tanti banchetti, da tante le casette delle PPL. Ma cosa sono queste PPL? Le piccole produzioni locali del Veneto, che rappresentano in questo momento dei prodotti di qualità straordinaria, garantiti addirittura dalla Regione Veneto. Andiamo ad assaggiare il risotto straordinario al radicchio verdon e al tartufo. Il tartufo veneto è un prodotto di altissima qualità. Un tartufo di altissima qualità, e devo dire che la Regione del Veneto ancora una volta ha capito che questo prodotto andava ovviamente a essere promozionato e tutelato. Oggi abbiamo il tartufo veneto dentro nella disciplinare delle piccole produzioni locali. È un tartufo che ha 7 tipologie diverse ovviamente nel territorio del Veneto, e possiamo avere un tartufo sempre fresco, privo di chimica, da inizio anno fino a fine anno, e questa è una straordinarietà che ha solo la Regione del Veneto. E abbiamo la fortuna oggi di avere la prima PPL del Veneto e dell'Italia che si dedica alla raccolta del tartufo e alla sua trasformazione. Ma il tartufo si cerca o si raccoglie? E il tartufo si raccoglie, si cerca prima di tutto e si raccoglie. Si raccoglie grazie all'ausilio dei cagnolini.
Prima di tutto però bisogna portare i cagnolini dove c'è il tartufo, quindi bisogna avere delle informazioni in una piccola coltura dell'albero, della pianta, soprattutto del terreno, ma non dimentichiamo il periodo di raccolta. Quanti grammi di tartufo ci vogliono per fare un buon piatto? Ma qui se lo può dire anche la prima PPL del Veneto, mi parli di 8 grammi, 10 grammi, riusciamo ad avere un piatto straordinariamente profumato e assolutamente meraviglioso. Allora noi adesso andiamo ad assaporarlo, questo piatto, sì, un buon risotto con il radicchio verdon di Roncade e il nostro tartufo veneto. A 2 passi dalla piazza il Parco Musestre, sì, ed è proprio da qui che fra qualche minuto partirà la caccia al tartufo. Questo abbinamento che è nato con le PPL, il radicchio verdon e il tartufo, abbiamo pensato anche ai più giovani. Abbiamo pensato di portarli sul Parco del Musestre con i cani da tartufo per cercare assieme ai bambini, ai semi-ragazzi e anche ai più adulti il tartufo veneto direttamente nel nostro parco. Caccia al tartufo, sì, i giovani, i bambini cercheranno il tartufo assieme a dei cani. Eccoli qua, ce ne sono altri di là, perché un cane viene addestrato al tartufo, vero? Sì. Come? Allora si inizia fin da piccolo a far annusare il tartufo. Il cane nasce già con una certa qualità all'olfatto, al tartufo, oppure no? Tutti possono essere addestrati, tutti i cani? Tutti i cani possono essere addestrati al tartufo e comunque in generale i cani hanno un buon olfatto, quindi si possono addestrare. E come si fa a capire quando lo trovano il tartufo? Come si fa a capire come lo rappresentano? Il cane inizia a raspare il terreno. E quindi si scava e dove lui raspa. Ecco, e il tartufo lo possiamo trovare di solito a che profondità? Da raso terra fino a 1,5 metri di profondità. La settimana seguente a Roncade è presente la storica Fiera dell'Artigianato, sempre affiancata al radicchio verdon. Sindaco, eventi come questi servono a valorizzare non solo i prodotti locali, ma anche le produzioni di questo territorio, nonché le tradizioni. Tanti sono gli eventi qui a Roncade per tutto il mese di marzo. Sì, cerchiamo di valorizzare oltre i prodotti, tutti i produttori e tutti gli artigiani del territorio, oltre ai tanti commercianti. Abbiamo una primavera veramente in festa, con tanti eventi, con la Fiera dell'Artigianato, con il Tiramisù Day, con manifestazioni sportive, concerti, per arrivare poi a fine maggio con il Giro in Rosa. E naturalmente noi, Sindaco, ci diamo appuntamento sempre qui, naturalmente a Roncade, dove si vive, si scopre e si torna. Ci sono 2 cose che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: la terra e le radici. Le radici e le ali. E che le ali mettano radici e le radici volino.